Hanno spaccato una porta per entrare e è suonato l'allarme, quindi le telecamere, il personaggio, perché una persona si tratta, perché le telecamere lo inquadrano molto bene, un straniero probabilmente, perché occhi a mandorla, carnagione olivastra. Niente, va verso la cassa, ruba quei pochi spicci che sono soliti lasciarsi come fondo cassa, poi va a prendersi delle bottiglie di vino dal frigo, così si evince dal video. Ennesimo furto all'Amelia Romana, ristorante tra via Milanese e via Giustizia a Mestre. Anche questa volta i danni sono stati maggiori del furto subito e il titolare è ormai oltre l'esasperazione. Nonostante le telecamere, le cui immagini sono al vaglio della polizia, e l'allarme, la situazione non cambia. E qua parliamo di rubagalline, di microcriminalità, di gente che va a spaccare e ti crea dei danni per rubarti un euro per una birra. Secondo Serpente si potrebbe iniziare con soluzioni semplici per arginare il problema. Cercare un qualcosa che faccia pagare e spiare le pene a questi soggetti per questi reati minori, quindi potrebbe essere uno sfalcio erba nelle scuole, negli ospedali, andare a pulire gli argini, scontare in questa maniera la pena in maniera tale che la comunità ne traga beneficio, almeno qualcosa gli si fa, se no non gli si fa proprio nulla, perché dopo una serie di reati qua gli si dà un DASPO e questi ci ridono sopra.